Verso la fine dell'anno e verso la fine di questo mandato, quali le prospettive? Ma le prospettive sono quelle di lavorare ancora, mancano ancora mesi e penso che sia assurdo che il Presidente della Regione si dedichi a comizi, a dibattiti di partito o altre cose del genere. Lavorare, lavorare, lavorare. Poi i veneti sanno benissimo valutare e decidere. Su quali settori premere per il 2015? Beh, noi abbiamo questo piano straordinario per il lavoro da 760 milioni di euro che vuole essere l'ulteriore incentivo per far modo di dare occupazione a queste 200.000 persone, 200.000 veneti che cercano lavoro e questo è quello che vogliamo fare e continueremo a investire su questo fronte. Per quanto riguarda la sicurezza, diciamo che io resto sempre convinto che un apporto di uomini, di aiuto proprio anche fisico alle forze dell'ordine sia quanto mai necessario, controllare il territorio, evitare questi bollettini di guerra e questo lo si può fare ad esempio utilizzando l'esercito e mettendo a disposizione dell'esercito delle forze di polizia. Per quanto riguarda l'ambiente direi che è fondamentale preservare questo magnifico Veneto che abbiamo, i nostri paesaggi, i colli eccetera, la pianura, il delta del Po, il lago e quindi continuare con queste visioni di tutela del territorio. Prova ne sia che ad esempio abbiamo il ricorso contro le trivellazioni in Nord Adriatico e penso che queste siano delle attività che dobbiamo fare in assoluta velocità perché sono quanto mai necessarie. Invece sulla sanità? La sanità penso che sia sotto gli occhi di tutti, siamo i primi a livello nazionale, abbiamo dei benchmark che sono inconfondibili e a noi viene riconosciuta oltre che la virtuosità la qualità delle cure e penso che questo sia quello che deve far rendere orgogliosi i veneti. Poi la sanità degli ospedali aperti di notte, il lunedì, il mercoledì, il sabato e la domenica, la sanità dei pronto soccorso presidiati dagli steward e dalle hostess e la sanità dell'abbattimento delle liste d'attesa, insomma è quella sanità che tutti vorrebbero avere ma che abbiamo solo noi veneti. Di fronte a questo magnifico albero non posso non chiederle che regalo vorrebbe sotto l'albero. Ma guardi, questa è una domanda che si fa spesso, io dico sempre la salute perché non c'è miglior regalo di quello di stare bene, quindi il mio pensiero va a tutte le persone che magari oggi in questo momento non stanno bene, spero che possano riacquistare la salute e quindi auguro a tutti salute e serenità di trascorrere queste festività diciamo, e ovviamente assieme alle persone care e soprattutto auguro che nel 2015 quella luce che si vede in fondo al tunnel diventi un grande raggio di sole e si esca definitivamente dalla crisi. In molti cittadini veneti si chiederanno come passerà Luca Zaia queste vacanze di Natale, cosa farà? Come molti cittadini veneti, a casa. Sempre a casa? Sì, sono a casa anche perché oltretutto in regione abbiamo la giunta di fine anno il 30, quindi martedì 30 e dopodiché ci sono delle attività perché poi quando ci sono le feste per assurdo si lavora di più, quindi io sarò a casa, sarò a disposizione. Tanto è vero che ricevo anche i cittadini nel periodo delle vacanze natalizie. Infine facciamo un augurio ai nostri telespettatori. Beh, un augurio di buone feste, che siano feste trascorse con le persone care, un augurio a tutti i veneti che ci ascoltano, un augurio di buona salute, di tanta salute, di serenità, magari quella serenità che torni, che è portata via dalla crisi, quindi che torni quella serenità, ma anche un augurio di uno sfavillante 2015. Spero appunto, come dico spesso, che in fondo a quel tunnel quella luce diventi un grande raggio di sole e se ne vada la crisi, che i 200.000 veneti che stanno cercando lavoro in questo momento lo possano trovare.